è una bella soddisfazione perché sono due persone che si sono messe a disposizione, cioè il soprano Daniele D'Arminio ha cantato all'ONU a Vienna davanti a 70 ambasciatori, il tenore Alessandro Moccia è arrivato finalista al concorso di canto del Metropolitan di New York. Dunque essere venuto da Pesaro fino a qui per onorare la serata mi pare che sia qualcosa di interessante, no? Sono due allievi della scuola di mio padre Mario del Monaco, stanno facendo una bella carriera. Chiaro che in questo momento, come anche la Scala di Milano, come anche i grandi teatri mondiali, hanno delle difficoltà. Sono nata in Germania, dove la cultura della musica è curata un po' in un altro modo. Sono cresciuta nella chiesa da organista a 14 anni, avevo già il mio proprio comune e poi con il tempo è nato il mio grande amore anche per il canto e mi godo chiese che hanno una tale acustica con un organo molto raro che ha ancora una mantice di un'epoca ormai di tempi passati, però il suono è meraviglioso. Dunque abbiamo anche scelto il repertorio rispettando il raro strumento che ci si può sentire in questa chiesa. Sono di origini pugliesi, però vivo a Pesaro da moltissimi anni, la mia preparazione, la mia formazione risale anche a me a molto tempo fa, non ho iniziato a cantare ieri, ecco questo, sin da bambino e poi via via negli studi professionali, nella età adolescenziale. E non è la prima volta che vengo in Veneto ed è sempre un onore venire in questa terra meravigliosa, paesaggisticamente, e in queste chiese, come diceva appunto l'amica e collega, che hanno un'acustica degli strumenti come quest'organo che ho visto oggi, che ho scrupolosamente osservato con il vecchio mantice, è tenuto davvero veramente molto molto bene, con un suono rotondo e squillante. E cosa dire, siamo qui in nome innanzitutto della musica, sempre, e la musica sacra ha un valore aggiunto, non è una musica da spettacolo naturalmente, è una musica che inneggia sempre alla preghiera, seppur fatta da cantanti lirici professionisti come siamo noi, ma è qualcosa di diverso. Il sacro ha qualcosa di trascendentale e che va oltre la semplice esibizione vocale. Quest'anno ricorrono i 40 anni dalla scomparsa del più grande tenore, secondo me, di tutti i tempi, che è stato Mario del Monaco, e speriamo che il nostro paese intero si prodighi, noi compresi, a ricordarlo non solo quest'anno ma negli anni a venire, perché chi ci ha dato qualcosa non va dimenticato.